Buonasera a tutti, a Rachaldeon, buenas tardes. Questa sera dobbiamo fare in fretta, dobbiamo correre perché il film dura 2 ore e passa e quindi dobbiamo fare una presentazione veloce e il dibattito purtroppo non avremo possibilità di farlo perché arriveranno quasi le 9. Quindi velocemente vediamo l'avventura. Un film del 1960, girato da Michelangelo Antonioni, che nello stesso anno, nel 60, lo ha presentato a Cannes e ha vinto il premio della giuria. Contemporaneamente ha un altro importantissimo, famosissimo regista italiano, Federico Fellini, che sempre a Cannes nel 1960 ha vinto un premio, il premio più importante, la Palma d'Oro. Quindi c'è questa contrapposizione. Roberta, a Cannes come ha presentato il film Antonioni? Antonioni a Cannes presenta questo suo film, L'avventura, come diciamo con una frase iconica che è Eros è malato. E Eros è malato è tutta un po' la chiave di lettura anche del film, che ci riporta anche al pensiero di Pasolini di quegli anni verso la società consumistica che sta nascendo in quell'epoca, dove anche il sesso diventa bene di consumo. E citando proprio una frase ad hoc di Pasolini, l'ansia conformistica di essere sessualmente liberi trasforma i giovani in miseri erotomani nevrotici, eternamente insoddisfatti. Quindi nella società consumistica anche il sesso è un oggetto di consumo, come il film cercherà di Certo, dire. certo, e E- attualissima direi, no? Come sì, osservazione, da quegli anni è ancora molto attuale. Il film è un viaggio che parte da Roma e che ci mostra un tipo di Italia e va al sud, nelle isole Eolie e poi in altre città della Sicilia, Noto, Taormina, e c'è proprio questa contrapposizione fra due Italie, l'Italia più verso la modernità a Roma, dove la classe sociale si sta arricchendo, quindi più soldi, più benessere, più case, più più industria, case, certo, industrializzazione, però più insoddisfazione, più noia. edonismo. Esatto, esatto. E questo si contrappone con l'Italia del sud, della Sicilia, dove vediamo invece un'Italia ancora più antica, arcaica, anche selvaggia in alcuni tratti, dove appunto i personaggi di Roma sono un po'. C'è quella convivenza tra due Italie, che una che sta emergendo, che sta nascendo, e una che ancora resiste, quindi ancora convivono due realtà completamente diverse, sia da un punto di vista Sociale, sì. socio-culturale, e questo sarà molto evidente nel film. C'è una scena iconica che è stata poi copiata in tanti altri film, dove c'è proprio la rappresentazione di queste due Italie che convivono in quel momento in una maniera abbastanza dissonante. Sì, sì. Con Monica E, Vitti e sì, un insieme di uomini eh, giovani sì. intorno, che è stata ripresa anche in varie pubblicità e in vari film. Sì. Bene, per fare in fretta, allora, vai, vai, no, vai tu. Beh, questo film rappresenta la prima parte di una trilogia dedicata all'incomunicabilità, dove gli altri film sono L'Eclisse e La Notte, ed è un film concettuale, scarno, dove l'immagine parla da sola. Sì, è un film, diciamo, molto più francese che italiano, se consideriamo che all'epoca in Italia c'erano i due registi dominanti, diciamo, anche la critica si dibatteva su questi nomi, che erano Fellini e Visconti. E tra queste due, diciamo, menti eccelse si inserisce quest'altra voce, che è quella di Antonioni, che propone un cinema completamente diverso rispetto, diciamo, alla lezione del neorealismo incarnata ad esempio da Visconti, anche da Rossellini e Esatto, altri. sì. Bene, quindi non ci resta che augurarvi buon viaggio
con Antonioni e Monica Vitti. Monica Vitti, certo, la Monicona. Divina Monica Vitti. Buona visione, ci vediamo dopo. Justo un segundo para recordaros el 19 de marzo que tenemos Le sorelle Macaluso de Madante. para seguir con el viaje con Mosaico Italiano 5. Gracias por la visión y buona serata. Ciao.